ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. La manovra da oltre 400 milioni di euro messa a punto nelle scorse settimane è stata approvata dalla Commissione Bilancio. L'assessore regionale dell'economia Marco Falcone ha commentato: rimane immutato lo stanziamento da 250 milioni per le spese sanitarie, confermiamo 29 milioni per adeguare i contratti collettivi del comparto regionale, una misura da tempo attesa, sale da 30 a 59 milioni la rata del fondo pensioni e stanziamo 43 milioni di euro in più per il contenzioso, così come indicato dalla Corte dei Conti, ha concluso Falcone. Nelle prime ore della mattina, su delega della Procura distrettuale della Repubblica, militari della compagnia di Gravina di Catania hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare messa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania nei confronti di 14 persone gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, operazione 3x2, offerte per l'acquisto di dosi. Incidente mortale ieri sera a Neragusano, nella frazione marinara di Scoglitti. Lo scontro ha coinvolto il conducente di uno scooter e una Fiat Panda con a bordo marito e moglie. La donna, a seguito del violento impatto, è morta sul colpo. La vittima aveva 35 anni ed era d'origine rumena. Ferito in maniera grave il marito. Sanzioni nel catanese: autolavaggio di via Palermo privo di autorizzazioni e dei sistemi di controllo degli scarichi di sostanze pericolose. Sanzioni amministrative per oltre 7.000 euro a carico di due titolari di due panifici in villaggio Sant'Agata in via Palermo per condizioni igieniche sanitarie non conformi e somministrazione non autorizzata di alimenti. Con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.